caro saluto a tutti voi. Ci apprestiamo a seguire insieme la celebrazione delle esequie di Monsignor Alfredo Magarotto, vescovo emerito di Vittorio Veneto, scomparso improvvisamente il 22 gennaio scorso all'Opera della Provvidenza di Padova. Il funerale sarà presieduto dal patriarca di Venezia, Francesco Moraglia. Cerchiamo di crescere verso Cristo per mezzo di ogni cosa. Questo è stato il motto episcopale di Monsignor Magarotto, un preciso riferimento cristologico che egli ha scelto per ricordare quanto i passaggi e le circostanze della vita possano portare ad una migliore comprensione del mistero di Cristo. Nato a Pernumia, in provincia di Padova, il 16 febbraio 1927 in una famiglia di profonda fede, Don Alfredo è il quinto di 9 fratelli. Ordinato presbitero il 9 luglio 1950, si laurea in giurisprudenza presso l'Università di Padova e ottiene la licenza in teologia alla Lateranense. Dal 58 insegna diritto, prima all'Istituto Barbarigo e poi nel Seminario Maggiore. Nel 67 diventa vicario vescovile per l'apostolato dei laici. 6 anni dopo, il vescovo Bortignon lo sceglie come suo vicario generale. Nominato vescovo di Chioggia il 22 febbraio 1990, fa ingresso nella diocesi lagunare l'8 aprile. I 7 anni di episcopato clodiense sono stati caratterizzati da un'intensa attività pastorale, che ha segnato profondamente la vita della diocesi. Il 31 maggio 1997 viene nominato vescovo di Vittorio Veneto. Dopo 2 mesi dall'insediamento nell'estate del 97, partecipa alla 12ª giornata mondiale della gioventù a Parigi. Col berrettino, il fazzolettone e lo zaino da pellegrino condivide con i giovani l'esperienza parigina. Al ritorno si mette subito al lavoro per preparare la diocesi al grande giubileo del 2000. In entrambi gli episcopati, Monsignor Magarotto non si è risparmiato e si distingue per la sua dedizione pastorale, per la vicinanza ai preti e per il pressante richiamo alla vita spirituale e alla cura della pastorale vocazionale e del seminario. Vescovo emerito di Vittorio Veneto dal gennaio 2004, decide di trascorrere qualche mese in Brasile, nello stato di Bahia dove operano alcuni preti fidei donum vittoriesi. Torna nella diocesi di San Tiziano come amministratore diocesano dal luglio 2007 al gennaio 2008, sino all'arrivo di Monsignor Corrado Pizziolo. Con la conclusione del servizio Vittorio Veneto, decide di tornare a Padova, chiedendo ospitalità presso l'Opera della Provvidenza di Sarmeola. Monsignor Alfredo era un uomo umile, intuitivo, spiccato nell'ironia, laborioso dal cuore e dai tratti di pastore. Possedeva una delicata umanità nel contatto con le persone. Era di poche parole sia nel dialogo personale sia nei discorsi pubblici, ma capace di grande prossimità alle persone, vissuto in punta di piedi, mediante gesti sobri e parole indovinate. E dopo aver tracciato in breve alcuni tratti della vita e della figura di Monsignor Magarotto, spazio ora alle immagini in diretta dalla Cattedrale di Vittorio Veneto per l'ultimo saluto a Monsignor Alfredo.
Siamo qui riuniti per celebrare l'Eucaristia, il grande rendimento di grazie al Signore per i Suoi doni. E oggi rendiamo grazie a Dio per la vita del Vescovo Alfredo Magarotto, pastore fedele e generoso, a servizio di Dio e della sua Chiesa. Nato in diocesi di Padova, fu guida delle chiese di Chioggia e di Vittorio Veneto, in un ministero dedito alla preghiera, in modo speciale per le vocazioni e all'azione pastorale. In questa celebrazione preghiamo il Signore perché lo accolga nella gioia del paradiso, consegnandogli il premio che Egli riserva ai Suoi servi fedeli. Possiamo partecipare alla celebrazione seguendo il sussidio predisposto. La celebrazione sarà inoltre trasmessa attraverso le frequenze della Tenda TV e Radio Palazzo Carli. Accogliamo la processione d'ingresso con il canto Requiem Aeternam. Exaudi orationem meam, ad te omnis caro veniet. Requiem aeternam, dona eis Domine, et lux perpetua lucea eis. Et si prevaluerunt super nos in pietates nostre, tu propitia veris eis. Requiem aeternam, dona eis Domine,
registi et assumpsisti in habitabiti natris tuis. Requiem aeternam dona eis Domine et lux perpetua lucea ad replebimur bonis domus tuae, sanctitate templi tui. Requiem aeternam dona eis Domine et lux perpetua lucea ad Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Mentre do il mio saluto ed esprimo le mie condoglianze alla sorella, al fratello e a tutti i familiari di Monsignor Alfredo, desidero esprimere il mio fraterno ringraziamento a Sua Eccellenza Monsignor Francesco Moraglia, Patriarca di Venezia, per aver accettato di presiedere la celebrazione delle esequie. Ho chiesto a lui di avere la presidenza proprio come segno di comunione ecclesiale, in quanto è attualmente, oltre che Presidente della Conferenza Episcopale Triveneta, anche metropolita sia di Vittorio Veneto, sia di Chioggia, ma anche di Padova, cioè della diocesi di origine e delle due sedi nelle quali Monsignor Alfredo ha svolto il suo ministero episcopale. Mi è sembrata la scelta più consona alla fraternità episcopale e più ampiamente alla comunione ecclesiale che Monsignor Alfredo Magarotto ha sempre vissuto con grande semplicità, lealtà e concretezza. Desidero ringraziare anche tutti i confratelli vescovi qui presenti, ma anche tutti voi, presbiteri e diaconi di Vittorio Veneto, di Chioggia e Padova, come pure i consacrati e tutti i fedeli laici, fra i quali ringrazio il vice sindaco di Vittorio Veneto e altre persone e altre autorità civili e rappresentanti delle forze dell'ordine. È una preghiera di Chiesa quella che ci apprestiamo a vivere ed è bello che sia caratterizzata da questa presenza molteplice e diversa, ma unita attorno all'altare del Signore. Mi sono giunti in questi giorni numerosi messaggi di condoglianze e di promessa di suffragio da parte di tante persone, preti e laici, a cominciare dal Presidente Zaia, e da parte di molte comunità di consacrati. Mi limito a citare qui i messaggi dei fratelli, dei confratelli vescovi,
Ricordo anzitutto i nostri conterranei, il cardinale Beniamino Stella, Monsignor Domenico Cancian, Monsignor Giacinto Marcuzzo, inoltre il cardinale Gualtiero Bassetti e Monsignor Stefano Russo, rispettivamente presidente e segretario della CEI, Monsignor Ivo Muser di Bolzano Bressanone, Monsignor Lauro Tisi di Trento, Monsignor Carlo Maria Redaelli di Gorizia, Monsignor Egidio Caporello, vescovo emerito di Mantova, padovano di origine e quasi coetaneo di Monsignor Alfredo. Ora siato per ultimo il cardinale segretario di Stato, Monsignor Pietro Parolin, il quale mi ha fatto pervenire un significativo messaggio in cui, oltre ad esprimere il suo personale cordoglio e la sua preghiera, si fa tramite della preghiera di suffragio e della benedizione apostolica del nostro Papa Francesco. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Dio Onnipotente, concedi al tuo servo il Vescovo Alfredo, al quale hai affidato la cura della tua famiglia, di entrare con gli abbondanti frutti delle sue fatiche apostoliche nella gioia della vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Perché se noi viviamo, viviamo per il Signore,
Se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Tutti ci presenteremo al tribunale di Dio, perché sta scritto: io vivo, dice il Signore. Ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua renderà gloria a Dio. Quindi ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Alleluia. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. Un cordiale saluto al Vescovo Corrado, lo ringrazio per le parole con cui ci ha ricordato l'importanza della comunione ecclesiale. Un saluto cordiale ai confratelli vescovi, ai presbiteri, ai diaconi, ai consacrati, alle consacrate, ai fedeli laici. Sono vicino in modo particolare ai fratelli e ai nipoti. Anch'io vengo da un lutto molto fresco. In silenzio, come era il suo stile, il Vescovo Alfredo ci ha lasciati nella giornata di venerdì 22 gennaio. Monsignor Magarotto è entrato nella casa del Padre e ora vive in Dio che ama non più nella fede e nella speranza, ma nella fruizione piena del mistero totalmente donato.
La vita eterna è vita in pienezza, data in un istante a cui nulla può aggiungersi e nulla può sottrarsi. Il paradiso è questa pienezza di comunione e amore, una vita beata, concentrata in un istante che non viene meno. Monsignor Alfredo Magarotto era nato a Pernumia il 16 febbraio del 1927, quinto di 9 figli, di cui 4 hanno risposto alla chiamata religiosa nella famiglia salesiana. Dopo essere stato vicario generale della diocesi di Padova, fu vescovo della chiesa che è in Chioggia e poi di questa chiesa che è in Vittorio Veneto. Era un sacerdote dai modi garbati, pacato, di profonda vita spirituale, fedele alla preghiera, che per lui era innanzitutto una scelta di vita che non soltanto non tanto gli impediva l'azione pastorale, ma come deve essere gliela facilitava. Il vescovo Alfredo profondeva tutto se stesso nel ministero, non si limitava ad abitare in diocesi, ma abitava la diocesi. Non si definiva pastore come oggi va di moda, ma lo era davvero. Era dedito al ministero e mai si tirava indietro, sapeva e amava rendersi presente nelle diverse comunità della diocesi. Diventato vescovo emerito, aveva scelto di risiedere presso l'Opera della Provvidenza Sant'Antonio a Sarmeola di Rubano. L'età avanzata, fra pochi giorni avrebbe compiuto 94 anni, e la pandemia hanno avuto la meglio su un fisico ormai provato e affaticato dall'età. Proprio l'anno scorso aveva tagliato il traguardo dei 70 anni di sacerdozio, essendo stato ordinato il 9 luglio dell'anno santo 1950. Il suo ministero aveva a fondamento la preghiera. Chi gli è stato vicino e l'ha assistito anche in quest'ultimo periodo dice la sua costante preghiera al Signore per ottenere sante vocazioni al presbiterato. La persona era pacata, discreta, misurata e nello stesso tempo determinata e ferma, tutt'altro che debole e arrendevole. La mitezza e la discrezione, prima che uno stile, erano il suo modo d'essere e facevano accettare anche le sue posizioni ferme e determinate, come si richiede a chi serve la comunità guidandola come pastore. Il vescovo Alfredo aveva, come detto, un'intensa vita spirituale, in cui preghiera e servizio pastorale si richiamavano a vicenda, accrescendosi reciprocamente. Rimane in chi lo ha avuto come vescovo il ricordo vivo del contatto personale, le visite frequenti ai preti, partecipava alla loro vita, stava fra la gente e con i preti sempre con tratto sacerdotale. Il suo motto episcopale, Crescamus in Cristo per omnia, ossia cresciamo in ogni cosa nel Cristo, è tratto dal 4° capitolo della lettera agli Efesini, dove leggiamo: agendo secondo verità nella carità,
cerchiamo di crescere in ogni cosa tendendo a Lui, che è il capo, Cristo. Sì, Gesù era il fondamento, il centro della sua vita. La sua vita era orientata al Signore Gesù e a questa relazione fondamentale rapportava ogni altra relazione. Viveva quindi il ministero episcopale fondato nel Cristo e a partire da Lui. Era consapevole che il Vescovo deve offrire al suo popolo Gesù, sapendo di dare in Gesù tutto, l'essenziale, che è tanto più urgente quando chi sta dinanzi non ne ha consapevolezza. Il suo motto episcopale sintetizza anche e in modo felice il Vangelo che è stato or ora proclamato dal diacono, in cui Gesù dice: sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e a colui il quale il Figlio vorrà rivelarlo. Se un discepolo o una comunità non vivessero in Cristo, ogni cosa sarebbe infatti inutile, alla fine tutto risulterebbe vano. Il suo motto ci svela così il suo animo. Dice a chi il Vescovo Alfredo guardava e in chi il Vescovo Alfredo riponeva la sua speranza. La sua vita si è svolta nella certezza che il Signore Gesù è il senso, l'origine, il fine di ogni uomo, ed è questo il messaggio della prima lettura. Nessuno di noi vive per se stesso. Nessuno muore per se stesso, perché se viviamo, viviamo per il Signore. Se moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei vivi e dei morti. Il suo attaccamento alla preghiera testimoniava, fra l'altro, la fedeltà a un preciso impegno che il vescovo eletto, interrogato al momento dell'ordinazione, assume di fronte a Dio, alla Chiesa e a se stesso. Vuoi pregare senza mai stancarti, Dio Onnipotente, per il suo popolo santo, per esercitare in modo irreprensibile il ministero del sommo sacerdozio? Al momento dell'ordinazione al nuovo vescovo viene chiesto se, in comunione con gli altri vescovi, sotto la guida del Papa, è disposto a edificare la Chiesa, il corpo di Cristo. Tale edificazione avviene soprattutto nella celebrazione eucaristica, la preghiera ecclesiale per eccellenza. L'Eucaristia che stiamo celebrando e che celebriamo per il nostro confratello Alfredo è pegno di vita eterna, è pane che dona la vita nel tempo e nell'eternità. L'Eucaristia è contenuta in quell'umile gesto del pane spezzato e dice tutto il suo valore quando la vita degli uomini risulta irrimediabilmente spezzata di fronte al mistero della morte. È nell'Eucaristia che si annuncia la morte di chi è risorto. È nella preghiera eucaristica che proclamiamo la risurrezione
nell'attesa della sua venuta. Attraverso l'intercessione materna di Maria affidiamo ora a Gesù, eterno e sommo sacerdote, il carissimo Vescovo Alfredo, che quando era con noi durante il suo cammino terreno ha servito fedelmente e ha edificato col ministero la preghiera e la fedele celebrazione eucaristica la Chiesa, la sposa di Cristo, il suo corpo. I nostri sentimenti di cristiana vicinanza vanno al Vescovo Corrado, alla Chiesa che è in Vittorio Veneto, ai familiari, alla Chiesa che è in Chioggia, alla Chiesa che è in Padova, nella sicura certezza che il Signore ha vinto la morte e che il Vescovo Alfredo partecipa di tale vittoria, di tale vita, la vera vita, che nessuno gli può più togliere. Fratelli e sorelle carissimi, ravvivati dalla parola di Dio nell'adesione di fede a Cristo, morto e risorto per la salvezza del mondo, preghiamo con speranza il Dio dei viventi. Noi ti preghiamo, Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Per il Santo Padre Francesco e tutti i Vescovi, perché siano di aiuto ed esempio per le donne e gli uomini del nostro tempo, a guardare in alto verso il Cristo, che dona la vita eterna. Noi ti preghiamo. Kyrie, Kyrie, eleison. Per il Vescovo Alfredo, che ha concluso il suo pellegrinaggio terreno, perché possa godere in eterno la bontà del Padre, che ha testimoniato e annunciato con le sue parole e con l'offerta di tutta la sua vita. Noi ti preghiamo. Kyrie, Kyrie, eleison. Per le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata, perché l'esempio e l'amore generoso e fedele alla Chiesa del Vescovo Alfredo, costante sostenitore nella preghiera e nell'annuncio di queste, possano essere germe per nuove vocazioni presbiterali e religiose. Noi ti preghiamo. Kyrie, Kyrie, eleison. Per tutte le persone e comunità che attraverso il ministero episcopale del Vescovo Alfredo hanno riconosciuto e accolto il Cristo Salvatore, perché continuino a crescere nella fede, nella speranza, nella carità. Noi ti preghiamo. Kyrie, Kyrie, eleison.
per i parenti, i familiari, gli amici, che ora vivono il dolore del distacco. La speranza della vita dopo la morte sia per loro consolazione e fiducia, che lenisce e dona senso a questo momento di sofferenza. Noi ti preghiamo. Kyrie, Kyrie, eleison. Per noi qui riuniti, nella fede in Cristo risorto, perché la consapevolezza dell'amore del Padre, che ci ha mandato il suo Figlio come Salvatore, ci aiuti a fare del bene nel cammino della vita che il Signore ci dona. Noi ti preghiamo. Kyrie, Kyrie, eleison. Signore Dio nostro, che ci prepari un futuro di salvezza, ascolta la nostra supplica e donaci di sperimentare sempre la tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Possiamo sedere.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Signore, umilmente invochiamo la Tua infinita clemenza, questo sacrificio che il Tuo servo, il Vescovo Alfredo, nella sua vita terrena ha offerto alla Tua gloria per la salvezza dei fedeli, sia ora per lui sorgente di perdono e di pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. In Lui rifulge a noi la speranza della beata risurrezione. E se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola la promessa dell'immortalità futura. Ai Tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta ma trasformata. E mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un'abitazione eterna nel cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni, alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della Tua gloria. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenum cieli et terra, gloria Tua, Hosanna in excelsis, benedictus quid venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Veramente santo sei Tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura Ti lodi per mezzo del Tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a Te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al Tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra col Tuo Spirito i doni che Ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del Tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie, con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo tenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Tiziano e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, il Vescovo Francesco che presiede questa Eucaristia, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricordati del nostro fratello Alfredo, che hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione, quando Egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere della tua gloria, quando, asciugata ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnus Dei, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Disponiamoci con fede a ricevere il corpo di Cristo. La Santa Comunione sarà distribuita davanti all'altare della celebrazione e all'inizio delle navate laterali.
I vescovi e i sacerdoti, una volta ricevuta dal diacono l'ostia consacrata sulla mano, comunicheranno per intinzione al calice. Accompagniamo questo momento con i canti che troviamo nel Sussidio. Lux aeterna, luce ateis Domine, cum sanctis tuis in aeternum, qui habius es. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto. Lux aeterna, luce ateis Domine, cum sanctis tuis in aeternum, qui habius est. Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto cielo e terra. Lux aeterna, luce ateis Domine, cum sanctis tuis in aeternum, qui habius es. Signore, pace
Preghiamo. La tua clemenza, Signore misericordioso, si effonda sull'anima del tuo servo il Vescovo Alfredo, perché giunga per la forza di questo sacrificio all'eterna comunione col Cristo, che ha annunziato e nel quale ha sperato. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il nostro fratello Alfredo Vescovo si è addormentato nella pace di Cristo. Uniti nella fede e nella speranza della vita eterna, lo raccomandiamo all'amore misericordioso del Padre. Accompagnandolo con la nostra preghiera, egli che nel battesimo è diventato figlio di Dio e nel sacramento dell'ordine è stato costituito dispensatore dei suoi misteri, possa ora partecipare al convito dei santi nel cielo. Nelle tue mani, Padre Clementissimo, consegniamo l'anima del nostro fratello Alfredo Vescovo, confortati dalla sicura speranza che insieme a tutti i defunti in Cristo, con Lui risorgerà nell'ultimo giorno. Ti rendiamo grazie, o Signore, per tutti i benefici che gli hai donato, che hai donato al tuo servo in questa vita, segno della tua bontà verso di noi e della comunione dei santi in Cristo. Nella tua misericordia senza limiti, ascolta, Signore, le nostre preghiere. Apri a Lui le porte del paradiso e a noi che restiamo qua giù dona di consolarci a vicenda con le parole della fede fino al giorno in cui saremo tutti riuniti in Cristo e potremo così vivere sempre con te e con il nostro fratello Alfredo. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. La salma del Vescovo Alfredo sarà ora accompagnata presso il castello vescovile, dove sarà deposta nella tomba dei vescovi. Si invitano i vicari episcopali, i vicari foranei e gli educatori del seminario a precedere il feretro. Gli altri sacerdoti e fedeli rimangono fermi nei banchi fino all'uscita del feretro. Dopo la celebrazione della sepoltura, per chi lo desidera, sarà possibile sostare sulla tomba per un breve momento di preghiera. Concludiamo ora con il canto.